Eccoci qua mister, al terzo tentativo sono arrivati i 3 punti. È una partita che ha fatto un po' soffrire sugli spalti i tifosi, gli avversari hanno preso 2 legni e poi alla fine è arrivato questo gol che oltre che i 3 punti fa tanto morale e ben sperare per il proseguo. Certo, abbiamo trovato una squadra che merita ampiamente quel secondo posto, per cui con degli elementi di buona qualità. Però il Portogruaro che ho visto io in queste 3 partite, ecco, al di là delle prime 2 che abbiamo pareggiato, mi sta dando delle buone soddisfazioni. Ecco. Speriamo di continuare su questa strada e cercare di portare il più presto fuori dalle sabbie così difficili di questa squadra. Noi abbiamo fatto, noi inteso come Portogruaro, 3 sostituzioni. Abbiamo visto andare fuori anche Fabro che aveva un piccolo risentimento a una cosa, sembrava dagli spalti. Comunque 3 sostituzioni tattiche perché andava fatto in quel momento della partita. Sì, le prime 2 all'inizio del secondo tempo avevamo 2 già ammoniti nella linea difensiva dei 4, per cui ho dovuto cercare di cambiare qualcosa, dovendo levare Zanetti che era un giovane del 95, ecco, ho dovuto fare 2 sostituzioni per inserire un giovane, siccome difensori giovani in questo momento, a parte il giovane Barò, ecco, che è un ragazzo che staremo dietro e guarderemo bene, doveva entrare anche Fagiano, ecco, per darci appunto una linea di difensori e un esterno alto più giovane. Sì, questo si sta dimostrando un campionato abbastanza equilibrato, nel giro di pochi punti ci sono diverse squadre, che vuol dire perdere 2 o 3 partite o vincerle fa a volte rivoluzionare la classifica. Domenica prossima andiamo a giocare contro il Favaro e lei va da ex, come si sente? Sì, torno in maniera positiva là, perché conosco tutto il gruppo e mi sono trovato bene l'altro anno, inutile negarlo, dopo purtroppo la società per altri aspetti così che non sono tecnici ha fatto la sua scelta, per cui torno felicemente là, ma sperando appunto di portare via qualcosa di importante anche da quel campo. Bene, grazie mister.